Venezia le streghe non venivano bruciate, erano spesso subivano in realtà purtroppo ovviamente altri tipi di trattamenti, spesso erano condannate alla frusta, talvolta anche al taglio del naso e delle orecchie, quindi comunque pene gravi, però ecco non bruciate come avvenivano in altri territori, e questo ce la dice lunga anche anche su un atteggiamento di terzietà da parte dello Stato rispetto alle logiche ovviamente della Chiesa. Ci fu in realtà all'interno delle carte veneziane un grandissimo processo per stregoneria, ma non si svolse a Venezia, si svolse in un territorio che all'epoca era sottoposto, faceva all'interno parte dello Stato veneziano, ed è la Val Camonica. Il processo alle streghe della Val Camonica è uno dei principali processi di stregoneria in Italia, dove molte donne e uomini furono condannati al rogo. A Canareggio abbiamo innanzitutto il ghetto ebraico, che ebbe un ruolo importante per la diffusione dei testi proprio di magia, non solamente Picatrix ma soprattutto Clavicola Salomonis e quindi altri testi di magia cerimoniale, di magia nera fondamentalmente. Questo per tante ragioni, ma anche perché all'interno di Canareggio i documenti dell'Inquisizione ci permettono di localizzare quelle che erano le abitazioni di queste donne accusate di essere streghe. Sappiamo i loro nomi, sappiamo anche quali erano le cause per cui furono processate. Mi piace sempre ricordare l'esempio di Emilia Catena, cortigiana e fattucchiera, accusata addirittura di aver praticato dei riti di necromanzia su un cadavere di un neonato. Lei disse che non era assolutamente vero, ma nonostante ammise di averlo invece fatto su un gatto, su un povero gatto, e venne allontanata. Talvolta invece le figure sono figure che restano più nell'ombra, la cosiddetta strega del quartiere che viene contattata per magari allontanare un marito dalla cortigiana con cui intrattiene una relazione. La moglie in questo caso a contattare questa strega, che si chiama Giovanna Semolina, scrisse, oltre a tutta una serie di cose che non funzionarono, anche la realizzazione di un Lazzaro puzzolente, che è fondamentalmente un impiastro, ecco, una preparazione a base di molte cose orride, tra cui sterco di gatto, grasso di lupo, scarico di acquai, e addirittura, e questo è estremamente interessante, anche terra raccolta tra le due colonne della piazzetta, perché tra le due colonne della piazzetta avvenivano ovviamente le condanne capitali, e quindi era terra intrisa del sangue dei condannati, e quindi si riteneva che fosse portatrice di un potere magico essa stessa. Con questo impiastro fondamentalmente si ungevano le porte, in questo caso di questa cortigiana, e si chiedeva al diavolo, in questo caso, che così come puzzavano quelle porte, puzzasse tutta la casa e la stessa cortigiana per il marito, così non avrebbe mai più potuto avvicinarsi. Noi sappiamo questa vicenda perché il marito denunciò la strega, e anche la moglie ebbe qualche problema per essersi servito di questa intercessione. E quindi ecco, finiscono queste storie all'interno degli archivi dell'Inquisizione. Le streghe compaiono anche nelle leggende veneziane. Ve n'è una che è ambientata nel sestiere di Canareggio e parla di questa barca che partiva alla volta del sabba durante la notte, dove 7 streghe si davano appuntamento per poi partire. Un vicino di casa, curioso nel voler sapere dove andavano queste 7 donne, decide una volta di nascondersi all'interno della barca. Arrivano durante la notte queste 7 donne, che sono ovviamente 7 streghe, dicono la formula magica, via per 7, e però la barca non parte perché ovviamente all'interno sono in 8. Allora cominciano un po' a pensare, ma come mai non funziona la formula magica? E dicono, forse magari qualcuno di noi è incinta, proviamo a dire via per 8, e la barca via per 8 è già partita, si perde nella nebbia veneziana e arriva fino a una località esotica, ed è Alessandria d'Egitto.
e il nostro, come si dice, il nostro passeggero nascosto porterà da questo viaggio, a riprova di questo evento, un ramoscello di un albero che aveva trovato lì, e si tratta di un albero di dattero.